Ancora uno scrittore veneto, qui abbiamo Vitaliano Trevisan. Vitaliano è un appassionato di aree urbane abbandonate, dismesse, aree anche industriali dismesse, ha tutta una sua mappa di posti nel Veneto, ma anche un po' fuori dal Veneto, che lui visita regolarmente, dove appunto ex fabbriche abbandonate sono diventati dei posti molto affascinanti, perché sono comunque dei posti in cui in alcuni casi la natura ha ripreso il sopravvento sui manufatti umani, quindi la location era interessante. In questo caso siamo vicino a Schio, una fabbrica di kaolino che ormai è chiusa da tantissimi anni, e quindi quello che lui sta leggendo è il brogliaccio con gli stipendi degli operai che fino a tanti anni fa comunque lavoravano in questa fabbrica, insomma, quindi è un'immagine particolarmente, credo, intensa, perché comunque in qualche modo è riuscito a ricatturare lo spirito delle persone che lavoravano in questo posto, che è abbandonato, ma in cui evidentemente ancora qualche cosa, diciamo, di umano e di vivo c'è ancora.